La segreteria generale provinciale di Frosinone del nuovo sindacato dei Carabinieri, presieduta da Raffaele Fardella, ha organizzato il convegno Giovani e Legalità sul solco delle idee all'interno dell'Auditorium Cesare Baronio di Sora, per avere un momento di confronto e di alta formazione civica, specialmente con le nuove generazioni. Abbiamo organizzato questo importante convegno per dare un'opportunità ai nostri giovani di incominciare a capire il senso del dovere, il senso del rispetto delle regole. Abbiamo deciso di coinvolgere le scuole perché proprio i giovani oggi debbono avere dentro di loro questo seme, perché un domani saranno coloro che porteranno avanti la nostra società, avranno impegni nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nella società civile. Quindi è importante oggi piantare questo seme, e a proposito di piantare, a seguito al termine del convegno noi piantuneremo questa talea dell'albero di Falcone e sarà posizionata una targa memoria a ricordo, e speriamo poi che per il futuro venga ricordato appunto questo evento con delle altre iniziative che potranno essere fatte di volta in volta. Il dottor Maresca ci ha onorato della sua presenza e ci dirà tante belle cose. Dopo i saluti iniziali e i tanti studenti presenti del segretario provinciale del nuovo sindacato Carabinieri Raffaele Fardella, ha preso la parola la professoressa Stefania Nunnari. A seguire il presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini ed il tenente della Compagnia Carabinieri di Sora Giovanni Simeone. Il tema che affrontiamo oggi in questa sede è un tema molto risentito e penso all'ordine del giorno, e deve essere innato nella natura, nella coscienza di tutti noi, e si deve instillare soprattutto nella coscienza dei giovani di oggi, perché ci troviamo, come diceva un sociologo albanese Bauman, in una società molto liquida. Il senso di legalità, che può essere interpretato come una presenza fitta di regole e comportamenti imposti, non deve essere letta come un'imposizione, ma devono essere lette come una direttrice di comportamenti leciti, legali e giusti che ognuno di noi deve seguire, perché solo in un mondo di regole viene tracciato il futuro di una società, e la libertà di esprimersi, libertà e capacità di autodeterminarsi. Quindi tutti noi, il compito di far rispettare le regole non deve essere solo un compito istituzionale delle forze di polizia, ma deve essere un modus operandi condiviso e sentito da qualsiasi parte della comunità e qualsiasi parte della società. Oggi sono qui in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Sora, quindi del sindaco e di tutta l'amministrazione. Ringrazio il nuovo sindacato dei Carabinieri per aver organizzato questa manifestazione così importante, questo convegno che parlerà del tema del rapporto di legalità tra i giovani e appunto la legalità, un tema mai come in questo momento di attuale importanza. Io ritengo che la legalità sia uno dei pilastri della convivenza civile. Penso che sia il rispetto delle regole, e considerando che oggi questo convegno si svolge davanti ai giovani, penso che sia veramente importante, perché i giovani saranno coloro che andranno a ricoprire comunque la nuova e la futura classe dirigente. Non a caso oggi si parlerà anche di Falcone, e ricordiamoci tutti che Falcone e Borsellino dicevano sempre che la legalità è un dovere quotidiano. Ospite del convegno il dottor Catello Maresca, già magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ed autore del volume Il genio di Giovanni Falcone, Prima il dovere, opera dedicata alla diffusione della cultura antimafia nelle scuole e all'interconnessione tra coraggio, ragione ed alto senso del dovere, che Giovanni Falcone metteva a disposizione dello Stato. Il magistrato ha interagito con gli studenti cercando di instillare in loro il seme della legalità. Speriamo per un futuro consapevole, per un futuro che possa consentire a molti ragazzi, noi con l'associazione unica ormai giriamo in tutta Italia,
di acquisire quegli elementi di conoscenza per fare le scelte giuste. Alla loro età i rischi sono tantissimi e purtroppo i fatti di cronaca ci rimandano ormai quotidianamente tragedie, perché poi quando un ragazzino perde la vita, quando purtroppo, come spesso accade, a togliergliela è un altro ragazzino, significa che qualcosa è andato storto, significa che c'è ancora tanto da lavorare e tanto da intervenire in termini di prevenzione. A conclusione del convegno si è svolta la cerimonia di piantumazione di una talea certificata dell'albero di Falcone con apposizione della targa commemorativa, gesto altamente simbolico poiché unisce la memoria storica dell'impegno delle istituzioni per la giustizia all'urgenza di investire nel futuro, piantando le radici della legalità tra i giovani.